Ditemi voi quando. Bene, un benvenuto a tutti. Mi sia permesso un ringraziamento particolare alla collega e amica Francesca Scatto, che ha voluto celebrare i 50 anni del Coro Serenissima di Vigonza qui a Palazzo Ferrofini. Un grazie sentito al presidente del coro Ferruccio Artuso, al giornalista Renzo Mazzaro, che qua ha, vi assicuro, calcato le scene per lustri in maniera importante. Mi ha addirittura citato in un suo libro per un avvenimento particolare avvenuto qui nel 2009-2010. Lo ringrazio ancora perché quella citazione ogni tanto salta fuori con la controparte, quindi grazie Renzo, che da sempre un attento, diciamo così, conoscitore e scrittore di quello che avviene in politica, ma soprattutto anche di quello che avviene nel territorio, che ha voluto condurre una sua inchiesta speciale raccolta nel libro che presenteremo appunto dopo, Paese che aveva 7 campanili. 7 campanili, ma dal 1974 un solo coro. Verrebbe da chiedersi che senso hanno i cori oggi nell'era dell'intelligenza artificiale, nell'epoca degli chimoni, dei giovani che tra i 14 e 30 anni che si chiudono in un isolamento tragico rinunciando ad ogni forma di vita sociale. Nuovi eremiti tecnologici. Senza andare a questi casi esasperati, sappiamo bene che tanti, troppi, sono affascinati da una vita virtuale garantita dai social. Uno studio condotto dall'Università della Pennsylvania ha rilevato un legame tra la quantità di tempo trascorso sui social media e l'aumento di depressione e solitudine. Ecco, in questa era hanno senso i cori? In Veneto sono censiti ben 281 cori, che sono ben più delle 147 bande musicali censite nel nostro territorio. Un numero elevato, dunque quello dei cori appunto che rappresenta e che testimonia non solo una passione per il canto corale, ma anche la voglia di stare assieme e assieme dar vita a un'esperienza armonica che non si limita solamente al canto e alla musica. Sant'Agostino fu il primo grande autore cristiano che nel De Musica riconobbe il carattere spirituale del canto. In un famoso passaggio delle Confessioni ricorda addirittura che fu talmente rapito dall'ascolto di una salmodia in canto ambrosiano da essere assalito dal rimorso per il piacere che aveva provato. Altri tempi. Il coro supera secoli, supera e procura a chi canta e a chi ascolta un piacere particolare, perché unire la forza comunicativa della musica con un testo adeguato significa trasportare l'ascoltatore in una nuova dimensione. L'esibizione di una corale è un'esperienza ancora oggi emozionante. Io credo che ciò spieghi perché in Veneto ci siano ancora 281 cori e perché nel paese dei 7 campanili, o come racconta Renzo Mazzaro, anche delle 7 squadre di calcio, una per campanile, si sia riusciti nel 1974 a dar vita all'unità che altrimenti non si sarebbe raggiunta. Celebriamo così in questi primi 50 anni del Coro Serenissima, che oggi ha un repertorio che, dimostrando una modernità dinamica, spazia dalla musica rinascimentale a quella contemporanea, dalla tradizione popolare veneta a quella nazionale e internazionale. Una voce che non ha confini e che in questi 50 anni di vita ha saputo non solo regalare emozioni, ma anche organizzare cicli e concerti aperti ad altre formazioni corali in una sorta di ampio confronto e dialogo. Proprio quando invitate o venite invitati da altre corali, vedere le differenze, cogliere le appunto particolarità per chi ascolta, vi assicuro, è sempre un arricchimento. Quindi sono quelle cose che a me piacciono parecchio quando appunto vengo invitato dai miei amici a sentire queste diciamo, esibizioni anche in abbinata o in congiunta. Un esempio importante dunque a cui auguro altri lustri di vita attiva, allegra, al servizio della propria comunità e soprattutto fare comunità, cercare di spostare la gente da davanti il computer, da davanti il televisore e farla tornare fuori, perché
il vero senso della comunità, il vivere e confrontarsi con gli altri è quello che ci arricchisce sicuramente molto di più che guardare un video di 30 secondi su un social o stare per ore a fissare qualcosa che appunto è comunque virtuale. Grazie ancora a Francesca che adesso conduce la giornata, e l'amico Renzo Mazzaro, sempre contento di vederlo da queste parti e magari con qualche riga in meno da scrivere, così è anche più rilassato. Grazie e buona giornata a tutti. Allora ringrazio il Presidente Ciambetti e ringrazio anche tutti voi per essere qui oggi. Allora, diciamo, come dire, lasciatemi passare la battuta. Qualcuno mi ha detto, ma come non sono tuoi? In che senso non sono miei? Perché il mio bacino è dettato dalla provincia di Venezia. Qui siamo nella provincia di Padova ed è ancora più bello, perché quando si parla di cultura, perché oggi parliamo di cultura perché parliamo dei 50 anni del coro, parliamo di cultura perché c'è qualcuno che ha scritto un libro che parla di territorio e quindi la cultura è cultura sempre, rimane tale sempre. Ciò detto, perché mi correva proprio l'obbligo di fare questa specifica, ringrazio la collega Cavinato che è qui presente e vi porto i saluti del vicepresidente del Consiglio, il collega Enoco Soranzo, e del presidente della prima commissione Luciano Sandonà, che neanche ci fossimo messi d'accordo, stavo per dire sta presiedendo la prima commissione. Luciano, se vuoi, che se dopo devi scendere vuoi venire a dire due parole. No, va bene. Va bene. No, ma siccome so che devi andare giù a presiedere, se... va bene. Allora, quindi che dire, il coro, il libro che riporta sì la storia di 7 campanili, ma che fanno sedere all'ombra tutte le persone, diciamo, di uno stesso campanile, quella che i greci definivano una koiné, la comunità che unisce. Infatti il coro è fatto da tante voci, ma quello che noi ascoltiamo è un qualche cosa di unico, le emozioni ci vengono date comunque da un qualcosa di unico, da tante voci messe insieme da un comune sentire. Ed è questo comune sentire, in questi giorni parliamo tanto di autonomia, che ci fa pensare a quanto sia importante l'attaccamento a quella che è a quello che è il nostro paese, il nostro territorio, e non c'è una cultura particolare, ripeto, e mi piace ribadire questo concetto perché la cultura è sempre a 360 gradi e ci coinvolge tutti, e io credo che sia veramente importante anche il fatto di rappresentarla, come può essere appunto il coro, come può essere un libro che raccoglie alla fine quello che è il sentire delle persone. Cioè io l'ho un po' letto in velocità perché mi è stato letto lo scorso, perché mi è stato consegnato ieri, ma devo dire ci sono degli eventi raccontati che fanno parte proprio della storia di questo paese, quindi vengono intervistate le persone e c'è il cittadino che dice ah bello quel lavoro, quell'altro che dice no, secondo me poteva essere fatto in un modo diverso, e questa è la bellezza, no? Certo, noi che facciamo politica sappiamo benissimo che accontentare tutti è praticamente impossibile, ma quello che io ho capito è stato che comunque nel succedersi delle varie amministrazioni, degli anni, è stato fatto qualcosa, e l'importante alla fine è il fare qualcosa per il bene dei propri cittadini, per il bene degli altri. Io non vi voglio tediare perché lascerò la parola a chi ne ha più diritto, però vi voglio leggere questa cosa perché mi ha colpita in modo particolare, proprio a dimostrazione anche della
bontà d'animo e delle buone intenzioni con cui è stato svolto questo lavoro. C'è scritto nella prima pagina: avvertenza. Questo libro non ha intenti storiografici, ma di cronaca. È un reportage giornalistico che aspetta di essere confermato o smentito da chiunque vorrà leggerlo. Gli aggiornamenti sui fatti di attualità si fermano al 31 luglio 2024. Quindi che cosa mi ha colpito? È un reportage che aspetta di essere confermato o smentito. E questo è il bello della cultura, che non ha confini e che tutti possono dire quello che pensano, sempre nel rispetto degli altri. Grazie Presidente. Direi che possiamo passare alla seconda parte di questa. Dopo la parte ufficiale passiamo alla presentazione del libro di Renzo Marzaro. Un'avvertenza, giustamente la Presidente ha sottolineato che il libro è un'indagine giornalistica. Marzaro è un giornalista, non è uno storico. Però questo ha anche un grandissimo vantaggio. È un libro che si può leggere buttandolo là, riprenderlo, aprirlo a caso e leggere da un capitoletto a parte. Cioè sono proprio una somma di articoli che sono coordinati tra di loro, perché esiste una logica al fin di fondo, ma che però permettono anche una lettura molto leggera e quindi portarselo anche a fianco sul letto prima di addormentarsi, anche se te perdi il segno non importa, te riparti da un'altra parte. E questa qui è la prima caratteristica del libro. Il secondo è l'anno di nascita del vostro coro, che siamo qui per questo, che è questo anno di svolta, il 1974, settembre del 1974. Prima ironizzavo, ma con quel Dio del cielo che fa fiorire le rose, manda un marito a tutte queste tose, che è il primo, proprio i primi versi. La Mariana la va in campagna, sta ai primi versi del vostro coro. Ma il 1974, e anche qui emerge la bravura di Renzo Marzaro, che proprio lo mette all'inizio del libro, è un anno di svolta. Nel dicembre del 1973 gli arabi, gli egiziani per primi, ma poi gli arabi, chi aveva appena perso la guerra del Kippur, fanno impazzire il prezzo del petrolio. E da 150 lire che costava la benzina al litro allora, cioè, si salta a 200 lire. E il governo Rumorge è costretto a varare una serie di piani incredibili. Penso che moltissimi di voi se li ricordano, l'austerity, cioè blocco delle strade, domenica non si poteva andare in giro con le macchine, limite massimo della velocità 100 km orari, trasmissioni televisive che finivano alle 22:45, cioè cinema lo stesso, alle 22:30 non si poteva andare al cinema dopo, un mondo però che sta cambiando. Un caffè costava 70 lire. Cioè, e tra parentesi dico il caffè perché il caffè è il prezzo che ha avuto la più alta inflazione in questi ultimi 50 anni, non la benzina, perché la benzina siamo più o meno lì rispetto al potere d'acquisto nostro. Il caffè invece ha avuto un'esplosione di prezzo folle. Il libro di Renzo Marzaro, e lui lo dice all'inizio, racconta come siamo passati dai 200 lire della benzina, dalle famiglie felici, perché già eravamo felici, al mio ero boccia, ma eravamo felici tutti quanti all'epoca di correre per quelle strade che di solito erano occupate dalle macchine. Ed è interessante come alla fine del libro di Marzaro si torni a parlare di viabilistica, dei problemi della grande città e del traffico temuto. Nel 1974 gioiosamente avevamo invaso le nostre strade ed oggi invece abbiamo passato un'era. Se noi ci guardiamo, voltiamo indietro a vedere quegli anni,
come eravamo e ci guardiamo oggi, capiamo quanta strada abbiamo fatto, ed è questo il pregio più bello di questo libro, perché racconta il cambiamento non prendendo le grandi date, i grandi eventi, ma prendendo i dati e i grandi eventi di un paese che aveva 7 campanili, già neanche buoni da fare a squadra, perché sul serio invece il capitolo dedicato allo sport è notevole, no direi. Ecco, cos'è cambiato? E allora adesso la prima domanda la faccio all'autore, proprio il senso di questo bellissimo viaggio nella storia. Beh, prima di tutto io voglio ringraziare il Presidente Ciambetti per la presenza e anche la Presidente Francesca Scatto per l'invito, ma soprattutto per il patrocinio del Consiglio regionale, che è stato un po' una medaglia, me l'avete dato senza leggere una riga, praticamente a scatola chiusa. Io lo considero un onore per questo motivo, un riconoscimento professionale che mi fa che mi fa contento, che mi gratifica molto. Il libro nasce nel 50° del Coro Serenissima e dunque voleva raccontare la dinamica e le caratteristiche di un gruppo che occupa il tempo libero nostro e ci fa stare bene, perché come dice uno che è citato, un musicista che è citato nel libro, il coro aggrega chi canta ma anche chi ascolta. Succede una magia in questo momento. Del coro parlerà poi meglio di me il presidente Ferruccio Artuso. Comunque bisognava raccontare la storia del coro, ma contemporaneamente anche la storia del territorio. È venuta l'idea che ascoltava il coro cantava qui e lì e dall'altra parte, e il territorio intanto ascoltava, ma anche evolveva e diventava qualcosa di diverso, nel senso migliorava l'attività e anche cambiavano i comportamenti. Ecco qui dunque che il libro si muove su 2 binari, cioè racconta da una parte l'attività del coro e dall'altra racconta il territorio. Il territorio di Vigonza non è soltanto i 7 campanili, perché qui non è nel merito, sono i fatti. Vigonza è un comune di attraversamento, è come un crocevia. Vigonza vuol dire periferia nord-est di Padova, vuol dire Riviera del Brenta, vuol dire distretto della Calzatura, vuol dire Graticolato Romano. A proposito, il Graticolato Romano comprende comuni della provincia di Venezia, quindi siamo anche dentro, e comuni della provincia di Padova. È un insieme è un posto nel quale, pensa, in pochi decenni siamo passati dalle fabbriche, dalla costruzione delle scope che facevano i contadini con la saggina, che veniva utilizzata, poi anche veniva in qualche modo rifatta con i fumi dello zolfo, ed era una situazione piuttosto pericolosa per le persone. Comunque dalla fabbrica delle scope ad Amazon abbiamo fatto un salto che era astronomico, possiamo dire. Dunque il racconto teneva conto, come dicevo, di due, viaggiava su un binario fatto dal coro e dal territorio. E come si fa un racconto così? Come lo fa un giornalista? Giustamente dicevi tu, io non sono né uno storico né un sociologo, però sono un giornalista e dunque dovevo fare con l'arma del giornalista, che è l'intervista. E le cose più simpatiche che mi sono successe sono state che pensavo di fare in fretta, tanto un'intervista, quante ne ho fatte in 40 anni di attività. E invece non è mica stato così, intanto perché non sono interviste rapide come bisognava fare quando lavoravo per un quotidiano, che lì eri sul tamburo, erano discorsi da fare, quindi con
con il registratore sul tavolo, avanti mezz'ora, 3/4 d'ora, un'ora, e più persone ascoltavo, più era necessario ascoltarne, perché venivano sempre fuori aspetti diversi, aspetti che bisognava integrare, e quindi poi sbobina quello che avevi registrato, cataloga perché erano tutti argomenti diversi, e poi ribalta perché c'era da migliorare una cosa che tu consideravi di avere già sistemato. Ecco, insomma è stata una faticaccia all'inizio, perché mi sono tirato la croce addosso qui, anche perché è un lavoro gratuito che dovevo fare, quindi non è che ci ho guadagnato assolutamente. E invece poi ho visto che è stato bello, perché all'improvviso mi sono reso conto, era come una risalita, no, perché la risalita sembra una fatica, allora è come toccare il fondo in acqua e poi riemergere, perché era bello sentire. Per me, che ho solo dormito in questo comune dove non sono originario di Vigonza, è stato come entrare nella testa dei miei concittadini e capire anche molte cose dei comportamenti che non vengono spiegati, perché le separatezze, i confini sono dentro le teste delle persone, non sono scritte sulle carte o sul territorio. E tu apparentemente non le vedi, e invece poi saltavano fuori. Insomma, è stato bello, mi sono appassionato a questo libro, e quindi l'idea poi generale che ne viene fuori era di creare quello che dicevo prima, fa un coro. Il coro amalgama chi canta ma anche chi ascolta, e dunque lo spirito con cui giustamente la Presidente l'aveva colto, lo spirito con cui nasce questo libro è raccontare i fatti, perché le persone hanno idee diverse, ma facendole come un mosaico, facendole giocare tutte, in modo che i 7 campanili siano la composizione di un puzzle che dia una idea diversa. E qui bisogna anche dire, Vigonza si fregia di essere città di Vigonza, ha ottenuto, sì, però non basta scrivere città sui cartelli stradali, qui bisognerebbe fare un passo più in là del campanile, senza che questo significhi rinuncia alle radici, perché come diceva Ulderico Bernardi, che mi piace citare, la permanenza dei caratteri nel mutamento sociale dà la cultura, rende, spiega anche come siamo noi. Però è vero la permanenza dei caratteri, ma il mutamento sociale ci porta anche a, come dire, a adattarci e a cambiare rispetto a quello che eravamo, senza, ripeto, tradire le radici. Grazie, ecco. Sì, prendi. Cioè, alla fine, no, uno pensa 7 campanili come se fosse un qualche cosa di divisivo, no? Ma se noi pensiamo nella storia che cosa ha rappresentato il campanile, cioè il campanile era quella struttura che quando c'erano i viandanti e che si perdevano in mezzo alle campagne, che non sapevano dove andare, quando vedevano il campanile sapevano che comunque, oltre al campanile, dove si dirigevano avrebbero trovato conforto, cibo, protezione. Quindi il campanile sta proprio a significare un qualche cosa di aggregante, anche se sono 7. Poi subentra il coro, e devo dire che è stata veramente una sinergia e anche un modo di coinvolgere queste realtà assolutamente nuovo, ma molto molto incisivo. Quindi veramente proprio, come mi piace dire, un lavoro di squadra, no? Però il campanile è questo, non è un qualche cosa a dire 7 campanili, quindi 7 realtà. Sì, 7 realtà, ma che si uniscono comunque
perché fanno territorio. Poi sul fatto del lavoro svolto andando a raccogliere le testimonianze, diciamo, alla fine ci ha rubato un po' il mestiere di politico, perché è quello che dovremmo fare noi nella quotidianità, andare a calarci su quella che è veramente la realtà dei nostri territori, parlare con la gente e forse dovremmo andare proprio più al recupero di questo modo di fare. Ecco. Scusatemi, ma mi correva No. proprio l'obbligo di dirla questa cosa, perché dico il campanile sì, non è un qualche cosa di divisivo, dice è campanilistico, sì, però questi 7 campanili alla fine li abbiamo uniti sotto l'ombra del coro che è qui oggi a festeggiare i 50 anni e che sarà un motivo. Beh, non è sbagliata l'annotazione della Presidente, anche perché il coro effettivamente è nato all'ombra di un campanile, perché se no che già era Don Ottavio, se ben ricordo, che partiva assieme ad altri spericolati, il coro non sarebbe probabilmente nato. Vi faccio notare per una cosa, il settembre del 1974 parte questa avventura di un anno che dicevo prima è veramente importante. Pensate che il 1974 è il primo anno in cui il Veneto, da terra di emigranti, per la prima volta diventa terra di immigrazione. Abbiamo un saldo, abbiamo più immigrati che emigranti. In quello stesso anno al cinema andava di moda Amarcord, che era stato presentato nel dicembre del 73, del 73, ma anche Altrimenti ci arrabbiamo, tanto per parlare di un caso, e trasmissioni come Mille luci, Raffaella Carrà e Mina, ultima trasmissione di Mina fatta in televisione, dove cantava Non gioco più, me ne vado. E infatti nel 78 dopo non sarebbe più ritornata in televisione, no? Gli ABBA vincevano l'Euro Festival, pensate, e nasce a Vigonza. E il coro sulle note, oh Dio del cielo. La Marianna la va in campagna. In apparenza è un contrasto folle, no? E invece no. È la storia del Veneto. Diceva un grande scrittore veneto, era Guido Piovene, che giornalista anche lui, tanto per non fare... Guido Piovene dice che il Veneto è troppo vicino al mare per non sentire i profumi dell'Oriente, ma anche contemporaneamente troppo vicino alle montagne da non sentire il freddo del nord. Il freddo del nord e il caldo del sud dà origine a sta nebbia incredibile. Nel 1974 possono testimoniare, c'erano ancora le nebbie, cioè che già erano i nebbioni terrificanti, adesso non se ne ha più ricordo, però che già erano delle nebbie folli. Ecco, e il carattere del Veneto, del cittadino veneto, sta proprio in questa nebbia. Essere contemporaneamente in grado di andare a cantare La Marianna la va in campagna ed essere proiettato al futuro, essere al centro di una delle più importanti aree produttive, giustamente si fa notare nel libro questo rapporto anche con la calzatura, il distretto produttivo della calzatura, Rossi, tutta quanta questa gente, e contemporaneamente però mantenere proprio una identità particolare che appunto nasce, un esempio, sotto l'ombra di un campanile con Don Ottavio e questo coro. Presidente, cosa ci racconta di questa nascita e degli anni successivi? Allora, buongiorno, grazie a tutti, grazie alla dottoressa Scatto. Io non sono un grande oratore, avevo preparato 2 righe, ma le avete dette tutte dalla prima all'ultima voi. Io sono stonata come una campana, quindi siamo pari.
Preoccupi, Presidente, perché i fondatori del gruppo furono esclusi immediatamente dal campo. Esatto. Tutti quanti che hanno viati se meglio che stai casa, cioè organizzai qui o chi vuoi, ma non stai a cantare. Posso solo aggiungere alcuni aneddoti. Infatti il coro è nato a carattere parrocchiale, però da subito si è voluto dare quell'aspetto comunale, perché sono arrivati magicamente persone da tutto il comune e anche dai comuni limitrofi. La nostra fortuna è che siamo nati sotto la direzione del maestro, il grande maestro compositore padovano Gianni Malatesta, il quale per alcune serate ha diretto il coro e ha dato l'impronta, e questo ha attratto molte persone. Il coro è nato come voci maschili, con i canti dell'epoca, dalla Marianna. Notate, coro maschile. Nel 74 il referendum sul divorzio cambia gli equilibri della storia anche da questo punto di vista. Non poteva che essere maschile a quell'epoca, e con quelle caratteristiche appunto dei canti di montagna popolari. Poi col susseguirsi di vari maestri il coro si è sviluppato, siamo passati ai canti del folklore internazionale, abbiamo aggiunto i canti sacri, abbiamo iniziato con la tradizione natalizia, grande repertorio di canti. E poi sono arrivate le voci femminili e il coro si è trasformato ulteriormente. Allora, anche qua c'è un aneddoto. L'arrivo delle voci femminili ha senz'altro rinforzato il coro, l'ha migliorato, non c'è dubbio. L'ha migliorato. Però alcune voci maschili hanno trovato motivo di lamentarsene perché non erano più, soprattutto le prime voci, sovrane. Perdevano la loro supremazia, la loro peculiarità e alcuni hanno lasciato il coro. A proposito di prime donne. A proposito di prime donne. Che altro dire? Sì, noi con la nostra cinquantennale attività abbiamo subito pensato che fare coro significava ricercare ed esprimere i sentimenti più profondi dell'animo. Cantare vuol dire esprimere sensazioni. I primi ad assumere sono i coristi e poi naturalmente le trasmettono a chi ascolta, perché cantare è unione, è amicizia, è tutto. E questo ne abbiamo conferma dal fatto che abbiamo incominciato a fare scambi culturali con altri cori. Noi invitavamo a Bigonza, andavamo a ricambiare in giro, con questo abbiamo girato un po' tutta l'Italia, abbiamo girato diversi paesi d'Europa. Un scambio particolare, lo devo menzionare, è con un coro tedesco della Baviera tedesca con cui dal 1980 al 2020 ci siamo scambiati alternativamente in Germania e a Vigonza una serie di concerti di amicizia che era nata con così l'incognito, perché nessuno di noi conosceva il tedesco, nessuno di loro conosceva l'italiano, però quando ci siamo messi a cantare ci siamo subito capiti. Come diceva il presidente Ciambetti, posso anche ricordare che erano altri anni. Nel 1980, quando siamo andati in Germania, c'erano 4 frontiere. C'era il marco, c'era la lira. Erano tempi completamente diversi. In 50 anni l'Europa è cambiata. Però l'Europa è cambiata, ma voi siete ancora qui, insomma. Allora, noi siamo ancora qui. Abbiamo festeggiato i nostri 50 anni e per contraddire tutto quello che abbiamo detto finora, per festeggiare i nostri 50 anni abbiamo fatto 7 concerti nelle 7 frazioni a incontrare i nostri concittadini. Sono stati 7 concerti molto frequentati e molto applauditi, perché andare a trovare le persone proprio nel territorio ci siamo accorti che paga, e abbiamo avuto un riscontro molto positivo. Perché sì, alla fine sì, perché sapere che passavamo tutti i 7 paesi, la gente ci teneva ad essere presente, perché ci sono stato anch'io perché sono passati.
Ecco, e c'è una cosa che adesso non so se riuscirò a spiegarla, ma magari Renzo la spiegherà meglio di me. È interessantissimo il caso di Vigonza e del coro come simbolo e manifestazione di un'area, non solo di Vigonza, no? Ma di un sistema territoriale. Può essere appunto il articolato romano, no? Una cittadina e un insieme di cittadine, come ci ricordava Renzo, che danno vita all'Interland padovano, ma che sono nettamente distinte da Padova. Credo che 10 chilometri Padova-Vigonza, credo, 10, 12. 9 chilometri 9 chilometri, dal centro, ecco. dal comune Sì. di Padova. Quindi 9 chilometri è niente. E invece sono due mondi completamente diversi. Ecco, prego. Se posso aggiungere, non a caso noi ci chiamiamo Coro Serenissima, perché noi siamo a 9 chilometri da Padova, però confiniamo, siamo circondati dalla provincia di Venezia. Attraversa il nostro territorio l'autostrada Serenissima e da là c'è nata l'idea di Coro Serenissima, quindi aperto appunto al territorio più vasto. Sì, è vero che però il comune di Vigonza ha la conformazione urbanistica di città, perché due frazioni come Busa e Perarolo sono più urbanizzate, più città di Ponte di Brenta, che è comune di Padova sicuramente, e nel tempo stesso hai la campagna, ma la campagna profonda, bellissima, a Pionca e Codiverno, che non è stata per niente toccata dall'urbanizzazione, o pochissimo. Però io vedo in sala c'è un ex sindaco che si chiama Nunzio Tacchetto, che ha fatto il sindaco per 2 mandati per 10 anni, ed è stato quello dunque che è stato intervistato nel libro, l'ho intervisto lui con molti altri, perché queste interviste sono state fatte ovviamente mirate alle persone che per ruolo, per elezione, perché presiedevano organismi collettivi, voi professionali, voi economici, quindi erano nei gangli, nei punti centrali in cui sono state prese le decisioni che hanno portato a dei cambiamenti. Ecco, lui è una persona che è stata intervistata. Non so, Nunzio, se hai voglia di dire qualcosa. Mi piacerebbe che tu potessi dire dal punto di vista di un sindaco la risposta a questa domanda, cioè le caratteristiche di Vigonza viste dal municipio, da uno che doveva esporsi e che si è esposto. Signor Sindaco, se vuole venire qua, che così... No, deve venire qua perché siccome le riprese televisive sono fatte da queste 2 telecamere e visto che poi il filmato resta a vostra disposizione e potete rivederlo o farlo vedere, può parlare da qua così è tranquillo. Prego. Sì. Beh, insomma, io qui sono un ospite, intanto buongiorno a tutti. Penso che quello che ho detto è scritto sul libro, e il libro bisogna venderlo il più possibile, oppure regalarlo il più possibile, lì sì. E vederlo, sì. Anche venderlo, giusto, perché... Scusi, la tipica attitudine veneta al conciliare è sempre l'utile con il dilettevole, cioè il business is business. Ora Comunque, mi permetto di dire che il libro nasce come forma di finanziamento del coro, cioè qui è importante, non solo io ho lavorato gratis, ma il costo del libro, l'utile del libro va interamente a vantaggio, ad autofinanziamento del coro, cioè un'associazione che vive di volontariato. Come sappiamo, la buona volontà non basta a tutto, ci vuole la pecunia anche ogni tanto, e quindi era questa l'operazione, il disegno dunque di aiutare il coro. Sì,
Sono d'accordissimo, anche perché è uno dei rarissimi esempi di lunghissima vita di un'organizzazione, di un'associazione, di un gruppo, quindi in 50 anni cambiano sia i contesti ma anche le persone, eppure sono sempre riusciti a andare avanti. Per quanto riguarda il discorso dell'urbanizzazione del territorio, oppure della mentalità, a parte che c'è anche un altro collega qui, un altro sindaco, Renzo Barutta. Scusa, sì, Vabbè, Renzo Barutta, sì. sì, era solo perché altrimenti insomma, non mi sembra il caso di essere più preponderante di altri. Diciamo che nei 10 anni ho potuto constatare una diversità enorme nei nostri paesi, ed è stato il motivo per cui abbiamo deciso di farla diventare città, con l'intento che sia una città con tante cose diverse. Hai detto bene, tralasciamo per un momento San Vito, va bene? Sì. Ecco. Ma Perarolo, Busa e San Vito, ma soprattutto Perarolo e Busa, hanno una mentalità esattamente come la padovana. Perarolo e Busa erano due paesetti, no? Che sono diventati molto grandi, e non sono diventati grandi con gli indigeni, sono diventati grandi con i cittadini, con i padovani. Vigonza e Peraga sono, diciamo, il centro storico, il centro che ha mantenuto, pur ingrossando, alcune caratteristiche, ma dall'altra parte Pionca e Codiverno sono un'altra realtà, un'altra mentalità, un altro modo di vedere. Per dire, Codiverno ha asilo, scuola materna, scuola elementare, le chiamo col nome vecchio, scuola media, e per poco si poteva anche fare la scuola superiore, perché insomma siamo un paese vero. E quando vai in giro anche le mentalità e i modi di approcciare le cose sono diverse, quindi è un grande esercizio di cittadinanza collettiva e attiva. Ecco, però è un paese bello, che ha un paese in più che si chiama San Vito, che è stato tagliato dal Brenta ma anche dall'autostrada, no? Dove adesso c'è in corso una grande disputa per andare da un'altra parte, dove in effetti siamo qui per unire, mica per dividere, ecco. Ma al di là di questo penso che la risposta devo averla data, penso, no? Sì. Grazie. Grazie. Venire qua anche l'altro sindaco. Sì. Renzo Barutta, sì. E poi, finché attendiamo anche l'altro sindaco, adesso io non c'entro nulla con Vigonza, per cui, prego venga, non c'entro nulla con Vigonza, però vi faccio notare che non sono mica tante, sapete, le città in Veneto, e non solo in Veneto, ad avere un patrimonio anche architettonico di grandissima valenza come Vigonza, perché da Quirino De Roberto, che futurista, matto, però è stato in grado di fare delle cose notevoli, fino ad Aldo Rossi. Cioè, guardate che la storia sono pochissime le città italiane che possono raccontare la storia dell'architettura del Novecento. E lì invece ci passi in mezzo, e ci passi in mezzo, tra parentesi, questo posso dire, tante volte senza accorgertene. Non solo a Pianiga, cioè non solo a Vigonza, ma anche nell'altro, nell'Interland. Cioè, sono dei capolavori. Cioè, la piazza è una roba non da poco in un paese che non aveva una piazza. Cioè, una cosa. Guardate che, pensate quante piazze sono state realizzate in Italia, pochissime, e voi da neanche una piazza riuscire a costruire delle piazze. Prego, signor Sindaco. Innanzitutto un saluto a tutti voi, in particolare a Renzo Mazzaro, oltre alle autorità naturalmente, con i quali ci siamo sentiti, mi ha anche intervistato, come ha intervistato tanti altri ex colleghi, per ricostruire, ecco, la nostra storia di Vigonza. Ecco, io gli dicevo solo una cosa: quando sono nato io, quindi un po' di anni fa, la realtà, come dire, sociale del paese era vissuta nel paese, nel campanile, nella parrocchia, ecco. Poi un po' alla volta ci siamo cresciuti e il Coro Serenissima è stato il primo esempio che ha allargato l'orizzonte. Ecco, questo è stato per noi importante. Poi naturalmente come dire, la socialità della parrocchia, del paese, del campanile, ecco, se volete vi dico un aneddoto. Ecco,
nella nostra realtà ogni paese ha la sua sagra, ben vissuta e ben organizzata. Cioè, a Codiverno, anzi addirittura qualche paese ne ha addirittura 2, ecco, perché è l'elemento, è il momento in cui la gente si incontra. Certo, il mondo sociale è notevolmente cambiato, sappiamo, ecco, gli orizzonti sono molto diversi, però ecco, avere, come dire, questa essere consapevolezza di vivere in un paese in cui ci si conosce ancora. Ecco, io parlo di mio abito a Pionca, ecco, a Pionca ci conosciamo. Se andiamo a Busa probabilmente non ci si conosce più come ci si conosce a Pionca, e questo è un valore, ecco. Naturalmente poi per quanto riguarda invece l'aspetto, come dire, amministrativo, ecco, io sono stato in consiglio comunale dal 1980, quindi poco dopo il 74, quindi abbiamo vissuto tutta la trasformazione, abbiamo fatto una variante generale al piano regolatore che era a suo tempo anzi datato, però di grande prospettiva, e abbiamo tutta una serie di servizi che sono ancora da completare. Ecco, un piccolo particolare, poi finisco. Ecco, volevamo, in parte ci siamo riusciti, ma in parte credo ci sia ancora lavoro da fare, dare qualche caratteristica particolare al campanile. Ecco, per dire, l'illuminazione pubblica nel paese sia la stessa, i marciapiedi sia ecco, in modo che anche i marciapiedi poi vanno adattati alla realtà, però ecco, ci si riconosca che siamo a Busa, che siamo a Vigonza. Ecco, naturalmente questo incentivando e anche le strutture che poi sono state fatte, cito solo il teatro che abbiamo, ecco, tutta una serie di iniziative che hanno un respiro comunale. Comunque, grazie a Renzo Mazzaro per aver ricostruito, credo che sia una cosa bella per Vigonza. Grazie. Sì, ecco, guardate che non pensiate di essere gli unici ad avere 7 campanili, perché ci sono dei comuni in Veneto che arrivano persino ad avere la spartizione rionale degli assessorati e degli eletti. Faccio un nome solo, dopo chissà cosa. Roana, Altipiano di Asiago, che è Roana, Canove, Campogrosso, bisogna che ci sia un assessore di Canove, un assessore di Chiatra, cioè bisogna che sia veramente bilanciato all'interno della giunta comunale, rappresentati tutti quanti i quartieri, quindi non è una, diciamo, non siete un caso unico, anche se stavo cercando nella testa ma non riuscivo a trovarlo, perché dico, vabbè, sarà tantissime voci quelle di Vigonza, ma che ha una voce solo che viene riassunta appunto dal coro. Presidente, siete partiti dalla Dio del cielo e si arriva fino alla musica moderna? Sì, con le nostre capacità abbastanza limitate abbiamo affrontato anche testi in inglese, testi e composizioni di autori stranieri, spagnoli, abbiamo brani, un po' di tutto. Dovendo appunto girare in vari paesi ci siamo anche adattati a imparare cose. Ecco, posso citare una bellissima occasione che abbiamo avuto nel 2003. Siamo stati a Parigi e abbiamo potuto cantare all'interno della sede dell'UNESCO insieme a 30 cori provenienti da tutto il mondo che erano convenuti a Parigi in un'occasione che l'UNESCO aveva organizzato questo incontro di cori. Poi abbiamo cantato anche a Notre Dame, naturalmente, un po' in sordina, perché però è stata un'esperienza favolosa. Adesso il tempo stringe, è una delle mie, cioè perché abbiamo un altro gruppo dopo da rappresentare. Vorrei che Renzo cercasse di sintetizzare e dopo facciamo magari chiudere con una battuta alla Presidente Scatto, che ha dimostrato di essere una campanilista di prim'ordine. No, io non voglio assolutamente chiudere niente, perché la chiusura la fa il coro che deve eseguire qualcosa, quindi Presidente. Sì. Allora, non togliamo spazio al coro, assolutamente. Io devo dire che sono stata veramente contenta e vi ringrazio perché avete voi dato un'opportunità al Consiglio regionale di scrivere una pagina bella che rimarrà, perché l'importante anche è sì l'aver vissuto, l'aver fatto, ma che resti traccia di tutto quello che siamo e che siamo stati, diranno poi i posteri. Quindi veramente grazie,
E la parola al coro. Allora, e tanti auguri perché 50 anni, insomma, beh, io ne ho 60, quindi vabbè. Mica l'ergastolo, per cui non Vorrei, ho problemi. vorrei ringraziare anch'io la dottoressa Scatto, soprattutto il presidente Ciambetti, per averci ospitato. Credo che questo incontro, fra i tanti incontri che abbiamo avuto per i nostri 50 anni, ci resterà nel cuore, che lo ricorderemo molto volentieri, lo ricorderemo con molto affetto per quello che ci avete, per l'accoglienza e per la... Una domanda, con cosa volete salutarci? Allora abbiamo una presentatrice ufficiale e faremo 2 brani, uno di carattere internazionale, facciamo l'Inno alla gioia. Ah, è la Madonna, anche lì non la gioia. E Ecco, poi- allora chiudo io, visto che non hanno, ma questo è un omaggio a voi ed è un passaggio. Prego, venga presentatrice, mancherebbe altro. È un passaggio da Gianpietro Vecchiato, che spiega benissimo, io penso, il vostro spirito, lo spirito di tutti i 7 campanili, quando Vecchiato, ormai trasferitosi a Padova da quello, no, sono cresciuto nelle case popolari dietro la farmacia di Vigonza. Non dico che mi manca, ma quasi. Dove abito adesso ho impiegato 20 anni per organizzare una cena di condominio. Questa è la differenza tra i 9 chilometri, non è 9 chilometri, è un mondo completamente diverso e bravi ad avere mantenuto quel mondo. Questa è una cosa importante. Quindi il coro può anche, così riusciamo anche a fare, chiedo a voi, ai coristi di venire qua. E come li mettiamo? Cerchiamo di posizionarsi al meglio. Allora, possiamo spostare questo in modo tale da guadagnare un po'. Se volete può rimanere, noi ci mettiamo. No, grazie a voi. Vediamo se riuscite a farlo. Lei, signora, se mi viene qua perché deve... Non fate conto del timer. Tra parentesi, 50 anni siamo i primi con i quali sperimentiamo il timer. Questo intriga. Maestro. Sì, l'ha spostato prima. Ecco. Oddio. Fatemi vedere dove devo andare. Dietro le sedie. Facciamo un cerchio perfetto. No, non sta qua, no, quello sì, quella è una visione più bella. Grazie, grazie a voi. Buongiorno a tutti. Siamo onorati di essere qui oggi in un contesto così importante per celebrare non solo i 50 anni del nostro coro Serenissima, ma anche la storia del comune di Vigonza, raccontata magnificamente nel libro di Renzo Mazzaro, Il paese che aveva 7 campanili. Per aprire questo momento speciale abbiamo scelto di eseguire l'Inno alla gioia di Ludwig van Beethoven. Questo brano, adottato come inno dell'Unione Europea, rappresenta un messaggio di fratellanza e di rispetto universale tra gli individui. Attraverso questa musica ci auguriamo di trasmettere un sentimento di unione e di pace, valori che risuonano profondamente anche nel nostro percorso colare e nelle nostre comunità. Dedichiamo questo brano a tutti voi con l'auspicio che la musica possa continuare ad essere un ponte che unisce le persone al di là di ogni confine.
mancherebbe altro. Dopo aver celebrato l'universalità della musica con l'inno alla gioia, ora desideriamo rendere omaggio a questa città straordinaria con un brano che celebra la sua ricca tradizione musicale e la sua coralità. Il prossimo brano, intitolato Inno a Venezia in coro, è stato composto da Wesley nel 1739, arrangiato da Mendelssohn nel 1840 e successivamente adattato da Giancarlo Pellè nel 2002 per esprimere l'importanza della musica e della coralità a Venezia. Attraverso il testo, che parla dell'armonia che ci unisce e dell'incanto della musica come dono per l'umanità, vogliamo augurare a tutti i presenti e simbolicamente a tutti i veneziani momenti di serenità, pace e gioia. Venezia, con le sue calli e i suoi campielli, è un mosaico di voci e melodie che si alza in cielo come un inno alla bellezza e alla cultura. È con questo spirito che vi offriamo il nostro canto, unendoci in armonia per celebrare la musica e la coralità in questa splendida città.